Ancora Venezia vista dall'acqua seguendo gli itinerari proposti dal Consorzio Gondolieri. Questa volta lasciamo il Canal Grande per cominciare ad esplorare uno dei tanti canali veneziani, il Rio di San Moisè, che si trova tra il traghetto di Santa Maria del Giglio e quello di Calle Vallaresso. Imboccando questo canale si vedono gondole e ancora gondole, è solo il passaggio di qualche motoscafo che ci riporta bruscamente alla realtà e ci ricorda i tempi moderni. Andando avanti con la nostra gondola ci si rende conto che Venezia sorge e vive sull'acqua. Qui la viabilità acquea è importante quanto le comunicazioni stradali in altre città. Queste strade sull'acqua sono profonde circa 2-3 metri e non molto larghe, dai 4 ai 5 metri. Passata la casa dove soggiornò Mozart, ci si dirige verso Campo Manin, incrociando altri rii dai nomi sconosciuti anche agli stessi veneziani. Passando tra i canali a ritmo cadenzato di remo si è subito conquistati dai giochi della luce sull'acqua. Quando sembra ormai impossibile trovare la via d'uscita in questo labirinto di canali, si esce in Canal Grande, dove accanto alle barche a motore c'è chi si ostina ad andare ancora a remi. Appuntamento al prossimo Remi in Forcola per un altro itinerario con il Consorzio Gondolieri. E avevamo parlato del signor Beppi, la barca, ma esiste anche un signor Beppi in carne e ossa. L'uomo a questo dedicato a questa barca, che è il papà di Davide. Io sono signor Beppi, il girovago delle valli. In che senso il giro? Perché il signor Beppi gira tutte le valli, sono tutte sue. Il signor Beppi va per tutte le valli, le fa tutte. Ha intestato questo nome a me, visto che l'aveva disfatta la barca, e col contributo e l'aiuto che le ho dato, a termine ha fatto... Se lo meritava questo nome. Ho trovato il nome signor Beppi, e così. Lei era mai andato a vela? No, non ero mai andato a vela, avevo vogato, sì, ho fatto qualche regata aziendale, ma a vela no, non so, e non sono capace tuttora. Insomma sta imparando, però fa il mozzo, abbiamo detto ai nostri mozzi. Poco, mi piace andare, mi portano e sono felice di andare perché è una cosa meravigliosa, ma più di tanto no, a remo sì, a remo. Ma qual è la sensazione di mettere sulla vela e andare? Una quiete, una pace che non ha parole, una vista meravigliosa, la laguna tranquilla, può essere anche paurosa perché qualche volta quando il tempo è brutto è anche paura, mi fa anche paura. Ma lei è veneziano? Proprio veneziano, di origine, il padre era di Burano. Allora lei se le ricorda questi bragozzi, queste... I bragozzi sì, non li ho adoperati. Io sono montato ma su barche grosse, su peate. Era una Venezia diversa, quella senza motori? Più tranquilla, la laguna era un olio, proprio era un olio, che adesso è un mare, la laguna è diventata un mare. La vita era un po' sì, più lenta, ma si lavorava lo stesso e tutto si andava a proprio conto. Adesso abbiamo questo, il benessere, il progresso. Se è un progresso, perché delle volte abbiamo una Venezia che certe fondamenta che stanno già sprofondando. E passiamo all'altro mozzo, Arturo Fano, un mozzo col pallino della vela al terzo. Hai fatto tante regate? Terzo abbastanza, in vela in assoluto moltissime. Ah, caspita. Un centinaio di più. Ne hai vinta qualcuna? Al terzo molte, con altre barche, se la barca è buona si vince, se no a volte non si vince, si partecipa solamente. Conta moltissimo la barca chiaramente, come in Formula 1 insomma. Per un profano è difficile capire tutti i termini della vela al terzo e della vela in generale, ce ne puoi dire qualcuno? Per esempio questa vela come si chiama? Questa vela si chiama randa
E come tutte le cose hanno un nome, è come le parti di un frigorifero, le parti di un'automobile, lo spinterogeno è lo spinterogeno, e qui ogni cosa ha il suo nome, perché è anche più comodo chiamare le cose per nome e non dire. Altri nomi particolari, possiamo sapere? Polina, quel cavo lì che manovra l'antenella di sopra, e le drizze servono per tirare sulle vele in tutte le barche, e le scotte che si tengono in mano e che possono bruciare la mano, da questo nome scotta, servono per regolare le vele, non per tirarle su, per regolarle. E scuffiare cosa significa? Rovesciarsi? Che Ti è mai successo? certamente. Quando? Beh, anche con la Sampierotta della lamiera Giudecca, per esempio. Capita, insomma, provando al limite la barca si rovescia anche. È chiaro che ci sono barche con le quali si può scuffiare, come barche piccole, e barche con le quali non si deve mai scuffiare, come le barche grandi, insomma. Come questo bragotto che sarebbe micidiale scuffiare, insomma. C'è un motore, si perderebbe un mucchio di cose. Quando si va con gli Optimist, per combinazione abbiamo degli Optimist lì, con dei bambini molto piccoli, quelli si abituano a scuffiare perché fa parte dell'allenamento. Sono barche molto piccole per bambini fino a 12 anni. Se uno volesse imparare ad andare a vela al terzo, dove si deve rivolgere? Beh, c'è la stazione Vela al Terzo che fa anche dei corsi di Vela al Terzo. Certo che se uno è un velista, già velista, impara prima la Vela al Terzo, che è un pelo più difficile della vela tradizionale, moderna, insomma. Perché sono barche un po' più difficili da portare, un po' come una balilla che è un po' più difficile da guidare di una punta nuova. Però se uno non ha altre occasioni può anche fare direttamente un corso di Vela al Terzo, insomma. Insomma, lo consiglieresti tu a delle persone con la passione della laguna? Certamente, è uno dei modi più belli per andare in laguna. C'è un'età per iniziare? E non è mai troppo presto o troppo tardi, si può cominciare fino a 90 anni, insomma. Se poi un appassionato anche di voga, con una Sampierotta riesce a fare questo e quello. È chiaro che la Sampierotta non si voga così bene come una mascheretta, però si può divertire vogando e andando a vela. È un bel modo per andare in laguna, insomma. E un altro bellissimo modo per andare in laguna è appunto la gondola, e noi continuiamo il nostro giro tra gli Stazzi con la nostra inviata negli Stazzi, Maristella Donà. A voi il servizio.